A fronte dei 639 tamponi che abbiamo fatto, abbiamo trovato 225 positivi. Ricordo a me stesso e a tutti asintomatici. A fornire la contabilità del contagio alla Trevali di Vazzola è il direttore generale Benazzi. Al termine dell'ultimo giro di tamponi, calcolatrice alla mano, quindi più di un lavoratore su 3 è positivo, a dimostrazione che il fronte è quanto mai aperto, tanto che le parti sociali torneranno a riunirsi in prefettura con l'ULSS 2 nei prossimi giorni. Sul tavolo torna l'ipotesi chiusura, scongiurata proprio nel corso dell'ultimo vertice, dove però si era optato per un dimezzamento della produzione. Proprio per questo per l'ULSS non ci sarebbero gli estremi di un lockdown. Se riduco del 50% la produzione, con quelli che mi restano sicuramente riesco a organizzare ancora il lavoro. Ovviamente con il massimo controllo da parte delle SISP e dei nostri, con i veterinari interni che garantiscono e soprattutto distanziamento di 1 metro e mascherina. Di tutt'altro avviso la CGIL. Noi pensiamo che bisogna fermare un attimo e rimettere come dire, le cose in fila e una volta che si hanno le idee chiare capire da che parte iniziare a riprendere per avviarsi verso la normalità. Sindacato che torna su una criticità già denunciata. Noi avevamo chiesto di fermare un attimo, di fare una foto a tutti i lavoratori, nel senso di tamponare tutti i lavoratori nello stesso momento, di attendere il risultato dei tamponi e di dire chi può lavorare e chi non può lavorare, perché questo non è stato fatto in momenti diversi, con lavoratori che hanno continuato a lavorare attendendo l'esito del tampone. Per l'ULSS 2 l'evoluzione del contagio a Vazzola potrebbe seguire quello della caserma Serena, dove c'è da registrare invece una buona notizia. In 3 settimane, massimo 4, diciamo per farla proprio grande, levati i facinorosi che hanno creato solo complicazioni, siamo riusciti a portare a zero i positivi all'interno della caserma Serena. Oggi tutte le persone all'interno della caserma Serena sono negative.